era commente sto, no. Questo non sono queste per poter in due o in tre sta cosa. No. Vivere. Cani cose. Arte. Uno sono B, uno sono Bo, uno sono B e Bo. Uno sono B, uno sono Bo, uno sono B e Bo. Sì. Uno sono e bo, uno canto bombimbo, uno sono uno canto uno corfu bimbarabimbo. Assa seria bimbo, assa vestra bombimbo. Si es masa u canta, si es tira u balla, bim bim su bim baram bim bo. Pane casu bimbo, binarra su bimbo, irmulata pesca saki bunde scola pesa puntu bimbaram bimbo. Pesa puntu bimbaram bimbo. Bella veni io, basta festa bombimbo, un passo solo, un passo caro, veni bella e non mi ne schilo. Si servono e bo, si servono bombimbo, si va da scraro e si è sincero, no promitar bimbaram bimbo. Di la verità che non l'avevi mai fatto un video così, di la verità, dillo, è la prima volta, dai, che non l'hai mai fatto. Tutto bene, compagnero, come andiamo? Tutto bene. Allora venì. Allora, uno sono B, uno sono Bo, uno sono B e Bo. Il primo giorno che uno tocchi tu. B e Bo. Uno sono B e Bo.
Uno solo. B e bo. Uno solo, B e bo. Uno solo, B e bo. B e bo. B e bo. B e bo. E bravi, eh? Promotion. No. Uno sono viebo, uno canto bombimbo, uno sono uno canto uno corfu bimbarambimbo. Benny. E per Benito i pipì! Urrà! I pipì! Urrà! I pipì! Urrà! 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 E viva Benito! Cazzo! Come che cazzo è? Sei! Ehi, salute! Salute! Grazie Benito. Allora, il vino è il collante? Il collante del canto, cioè i primi cori nuoresi nascono in effetti intorno a un bicchiere di vino. Di questo non bisogna vergognarsi perché sono tante realtà È vero. del mondo che Sai hanno cosa avuto- faceva Mitraglia, che è uno dei miei personaggi? Mm. Aspettava fuori dal bar. Quando aprivano, entrava dentro e diceva "Get a me a buffare, bettami a buffare". Dopo che finiva di bere diceva "E i mosi andavano, e come non cantavano, erano in due". Ah, sì, È entrato invece- da solo e uscivano in due. certo, è Quindi chiaro, aveva è chiaro. preparato il coro. Stiamo parlando di una canzone che è venuta in mente quest'idea a noi due da un suono, da quel suono primordiale, da come può essere nata una canzone quando ancora non si cantava. E quindi si torna, come dici tu, a ritroso. Sì, allora, facciamo un viaggio all'indietro andando a ricercare quasi il primo suono, no? Esatto. Il primo monosillabo, visto che in Sardegna siamo strapieni di monosillabi, di bombi, bambò, lellere, È che ci vero. martellano, no? Dalla mattina alla sera, che poi in effetti sono delle cose di monosillabi intraducibili letteralmente, però musicalmente sono quelle cose che danno una ritmica precisa al nostro canto e da lì siamo partiti per poi arrivare a tutto questo repertorio straordinario che c'è in Sardegna. Infatti, tu hai parlato di ritmo. A dare ritmo, diciamo, al nostro canto c'è anche quel gioco che si chiama Samurra, che quando si parte ha quel ritmo. Non è tanto il numero quanto il suono. Certo. Ormai il numero neanche lo pronunciano, è il suono che ti fa Cioè capire tu dici che ci sono quelli che giocano che oramai... e lì c'è, diciamo, come che quando si fa il gioco un po' di stare bleffando. Bleffano col suono, qualche volta lo fanno. di un numero invece poi in effetti non è quello. Non è capito? quello, sì, esatto. Però non è il caso della nostra canzone. La nostra canzone gli ha dato Alessandro un ritmo, una immagine, mi ha fatto caricare delle cose che io non mi sarei aspettato, perché lui mi conosce, è vero che tu mi conosci. Certo che ti conosco. Quindi mi hai fatto fare delle cose che io avevo dentro e me le hai fatte esternare. Infatti i suoni della morra, i suoni del carattere, diciamo del sardo. Tu hai oramai Benito è un computer che ha un archivio, una centinaia di file presi che raccontano tutta la Sardegna, tutti i paesi. Dentro questa canzone si trovate tantissimi paesi, ovviamente si trova Nuoro in maniera molto presente perché il coro e i cantori via Maiore che cantano siamo tutti di Nuoro e lui si è prestato a fare questo gioco, cioè proprio compare come solisti nuoresi che sono presenti nei nostri cori ed è lì che iniziamo da questi monosillabi biebo che poi diventano bom bim bom fino ai colpi di tenore bim baram bim bom, quindi sempre più complicato. La canzone diventa sempre più complicata mentre va avanti musicalmente. Infatti, e Benito segue. Inizia la canzone con le monosillabe sino a diventare un canto. Certo. Questa è la cosa.
il nome, com'è venuto in mente il nome del gruppo, del coro? Allora, i cantori di Via Maiore arrivano dalla Via Maiore di Nuoro, che è l'attuale Corso Garibaldi, e che è diventato all'inizio del 1900 Corso Garibaldi, però prima era Via Maiore, che è il luogo dove poi si incontravano tutti i nuoresi di classi sociali. Il coro ha preso in prestito questo nome proprio per far intendere l'incontro tra diverse classi sociali, come succede all'interno del coro, che si trovano le persone più disparate per unirsi nel canto, così come si riunivano nelle bettole, nei Sodiscopilese a Nuoro nel secolo scorso, insomma, per cantare i nuoresi, gli avventori nuoresi. Ecco, il canto sardo in genere non è un canto di molto trallallero, c'è dentro il carattere proprio Noi abbiamo sempre questa quasi, non so, questa richiesta di perdono in tutte le cose che noi facciamo, c'è sempre questo carattere molto malinconico, no? Un po' nella musica che noi facciamo. E poi siamo sentenziati. Questo magari me lo sai dire più tu, perché anche quando noi cantiamo delle cose allegre, poi alla fine c'è sempre questo velo di malinconia. È un po' come quando si dice quel cannonau, i fruttati del cannonau, no? C'è questa malinconia che pervade il nostro canto. Infatti la parola cannonau in campione di cannonau vuol dire che non dico. Ecco. Cannonaro. Ma già buffo. Stavo dicendo, i sardi quando dicono le cose sono molto sentenziosi, cioè proprio come se fosse un ordine. Abbiamo questo nel carattere nostro. Siamo molto imperativi. Imperativo, questa era la parola. Niente, comunque felici di avere dato vita a un canto che ha un qualcosa di nuovo. Sì, sicuramente. Beh, anche per te è stata un'esperienza sicuramente diversa, grande, anche se diciamo che dire che tu non l'hai mai fatta no, perché hai fatto tutto nella tua carriera, però questo, proprio vederti come solista di un coro di scuola nuorese, forse questa cosa molto... Il tenore l'hai mai cantato? Sì, ho cantato un po' un tenore inventato da me. Ok. Beh, perché a furia di ascoltare è un po', diciamo, un'invenzione anche quello. Dai su Guile è mancato una zona, la severata e Michele Anfura, racconta un qualcosa che è capitato, alla bocca, che è successo, e poi c'è il coretto che la canta ed lo ascoltano molto felicemente. I puristi sardi fanno un po' il naso storto Veni, anche quello. Può capitare, perché quando le cose capitano è perché succedono. Certo, è chiaro, no? Non è difficile pensare che le cose possono capitare così. È come quando ci siamo incontrati che abbiamo detto facciamo qualcosa insieme. Perché generalmente tra artisti ci si incontra e si dice sempre prima o poi faremo un film assieme, prima o poi, però non si fa mai. Io ad esempio ho degli amici che siamo grandi amici proprio perché dici dobbiamo fare un giorno nell'attesa cioè, faremo un pranzo bello insieme da 40 anni con questo, anche 50 anni. E gli ho detto Carminello è meglio che non lo facciamo, sennò poi quando ti vedono non so più cosa dirti. E invece noi l'abbiamo realizzato. Sì, noi l'abbiamo fatto, ci è voluto molto tempo, però è un bellissimo progetto, i ragazzi sono entusiasti, io sono contentissimo, onoratissimo di aver fatto questo progetto con Benito, che nasce proprio da una imbeccata sua, no? Cioè sono di quelle cose dove arriva la testa del grande pensatore, che immagina da una cosa molto semplice, ma perché non torniamo indietro? Perché non pensiamo al primo suono, no? Al primo suono, che in questo caso è proprio B e Bo, che dà il titolo al brano, e da lì poi è partito tutto uno sviluppo, è stata tutta una discesa nella costruzione di questo brano, adattato ovviamente alla voce di Benito, fatto dal coro, che troverete molto calzante per lui. Però sono di quelle cose, di quelle intuizioni che avvengono solo a personaggi come Benito Urgu, devo dire questo. Detto questo, cin cin. Salute. Tu sei un insegnante di canto, per cui chi meglio di te può esprimere e dare un giudizio su da che cosa nascono. No, diciamo che noi viviamo in una terra dove questi monosillabi ci tartassano, no? Se pensiamo al canto a tenore,
bom bim bom, bi e bo, tutti questi che poi non sono intraducibili perché in effetti servono solamente a ritmare il nostro canto. Da qualche parte saranno pure arrivati queste cose, no? Questo modo di fare che abbiamo noi. Per cui l'idea di Benito secondo me è stata molto, molto intelligente, quella di fare un viaggio a ritroso, no? Torniamo indietro e pensiamo per vedere se riusciamo, perché non è facile sfondare questo muro del ritroso e dove vai a finire. Però possiamo dire che nei millenni quanti mille diamo alla canzone sarda? Chissà. È difficilissimo datare il nostro modo di cantare, è molto complicato. Non è facile, certo, no. Anche perché poi c'è stata l'introduzione dell'organetto e questo è un po' tutti gli strumenti, sì, anche se la voce devo dire che poi noi, un po' come diciamo nel brano, un usono biebo che poi diventa un cantu bom bim bom, un corfu che invece è riferito al canto a tenore è bim baram bim bom, e quindi c'è questa sequenza di passaggi, no? Corfu, la parola corfu è un colpo. Esatto, un colpo di tenore, un corfu. Il tenore quando scadisce i colpi che accompagnano Savò, che è quello che è l'unico solista che fa il testo. Si lega anche si può legare al corpo anche come corpo, perché il corpo è anche quello che è la classe armonica del canto. Se noi facciamo una nota bassa entra in gioco il corpo. Noi diciamo in sardo si dice un corfu, no? Un corfu e tenore, e si intendono proprio le parti che intervallano il solista, altrimenti sarebbe solo una voce sola. Esatto, sì. Perché in origine probabilmente era solo, era da sola la voce, poi si è aggiunto il tenore con questi colpi, con questo corso scorfoso. Quindi un corfu bim baram bim bom, che è chiaro che diventa, con i colpi è diventato elaborato, esatto, è già diventato elaborato. La bellezza di questa canzone, che per come l'hai elaborata, è incredibile, perché viene fuori un'armonia dal nulla, cioè da una monosillaba, come tu stavi dicendo, e poi alla fine trovi questo come se fosse un albero che mano a mano crescendo ha dato i frutti. Sì, poi anche la canzone come si sviluppa diventa sempre più complicata, no? Fino alla fine, come che c'è un passaggio ideale del tempo, degli anni, che noi partiamo da queste due monosillabi e poi si arriva a questa cosa più complicata con la voce solista di Benito Urgu. E quindi vediamo se piace, se vedere com'è tutto. Ma dovrebbe piacere, anche perché diciamo è una cosa interessante, una cosa che diciamo non è capitato nella mente a qualcuno, però è un periodo. Ascolta, invece devi farti qualche domanda, siccome è un esperimento dove tu canti solo con le voci, solo col coro, è chiaro che sono esperienze che hai fatto altre volte, però in questo caso un coro di scuola nuorese, no? Perché proprio di scuola nuorese, ecco, io sapere come ti sei trovato in questo contesto dove ti sei visto proprio come solista di un coro sardo proprio. Beh, intanto diciamo che probabilmente in passato io ricordo che era un mio sogno. E piano piano. Tu sei partito Ande che de Costula Giovanna, quella era nuorese. Sì, tu sei partito da Sacostula, da questo. Sì. No? Ma quello era perché dovevo rompere un indugio di come si chiama? Era una rivoluzione. E dal ballo sardo cioè inquinare direttamente con un twist. Okay. E quindi io un passaggio da Sacostula, che poi è il titolo del brano dove tu fai il pane cottola, e poi ho scoperto che è un pane largo, un piatto. Sì. Un pane pregiato. Un pane pregiato, sì. E cosa dire? Intanto questo fatto di andare in questa sfida con te stesso, cioè andare a frugare in una cosa che non c'è e vedere che cosa si può trovare alla fine del tunnel. Quindi c'è da dire una cosa, che il brano parte con dei parlati, no? Cioè, tutta questa. Allora, il brano parte con Benito Urgu, perché ovviamente Benito è un artista tutto tondo, non è solamente un cantante, ma è un artista che sa fare tantissime cose, per cui all'interno di questo brano lo troverete proprio nelle sue diversi ruoli. Lo troverete anche come attore, perché il video poi è anche molto simpatico, no? Si è prestato Benito a fare questa cosa da insegnare proprio al coro tutte queste parti. Tieni conto che io nella mia arte da ragazzino, che ho girato la Sardegna, io non è che girassi la Sardegna e mi entrasse in un'orecchia
e mi uscisse dall'altro. No, tutto quello che vedevo io lo Interiorizzato. incameravo, per cui sono passato a Nuoro, sono passato a Orgosolo, Pattata, Bitti, Orune, ho fatto l'Ogliastro, ho fatto tutto quanto e qualcosa ho preso da tutti quanti, i suoni mi sono rimasti. Io mi ricordo che avevo 18 anni e cantavo in centro alla piazza di Orgosolo con uno del circo che mi accompagnava davanti a turisti tedeschi e tanti orgolesi, cantavo con una fisarmonica che mi accompagnava. Pensando oggi a questo discorso che io ho cantato questa canzone, era una rivoluzione in quella piazza. Ed è stato bellissimo. Poi il turista mi ha mandato anche la fotografia che non sono riuscito a trovare. Di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando, era ancora vivo Tandeddu. Quindi anni Quindi 50. è già datato. Tandeddu, adesso io l'anno non me lo ricordo, però diciamo che era fine anni 50. Fine anni 50, per cui ho nominato Tandeddu perché nel disonore c'è l'onore di aver avuto un bandito simpatico, in tutto il disonore, perché i banditi poi a noi ci hanno dato ci hanno dato il carattere, Sì. che noi siamo padroni di noi stessi, questo non ce lo toglie nessuno, e i nuoresi ancora hanno questa forza dentro, questa grinta abbiamo. la grinta. E nella canzone si sente, nella canzone si molto. sente. E ho visto che i ragazzi del coro sono stati felici di partecipare. Siamo divertiti a questa- molto. Vabbè, tanto allora i cantori di Via Maggiore è un coro molto giovane, per cui molti conoscono Benito, sono alla quarta generazione, non so che generazione può essere quelle persone che conoscono te, quarta perché, generazione. sono quarta generazione. Sì, sì. E quindi quando io ho proposto il connubio con Benito, mi hanno detto: ma Beniturgu quello vero? Come ci scrivo in internet, Beniturgu quello, sì, Beniturgu quello vero. Poi siamo venuti qua a fare il video, abbiamo passato una bellissima giornata con lui, con Anita che ha fatto le riprese, ci ha aiutato a fare le riprese insieme a Pietro Cano, insomma. Poi è uscito fuori questo video molto simpatico che contiene la canzone e c'è anche una parte di backstage finale che vi invito a vedere, che è molto divertente. Niente, sono felice che tu abbia annunciato questa bella storia, perché è una bella avventura. È stato un onore, caro Benito, fare questa operazione con te, sappilo, sia Grazie. da parte mia, Grazie. una cosa che volevo fare da tanti anni, sia per i cantori che ovviamente sono rimasti molto impressionati, per cui grazie per questa opportunità e speriamo che piaccia. Certo, sicuramente piacerà. Urgu Fans, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione da parte mia, di Anita, che Anita è anche parte della collaborazione dei video e di qualche idea di tante cose, e Alessandro Cate con tutto il coro. Un abbraccio, Ciao a tutti. ciao a tutti, ciao. Era commenti no. Questo non sono queste per in due o in tre cosa. No. Vivere. Cani cose. Arte. Unu sono B, unu sono Bo, unu sono B e Bo. Unu sono B, unu sono Bo, unu sono B e Bo. Uno sono biebo, uno canto bombimbo, uno sono uno canto uno corfu bimbarabimbo. Assa seria biebo, assa vestra bombimbo. Si espasa u canta, si estira u balla, vini su bimbarabimbo.
Irmuletta pesca sacchi bunde scotta pesa puntu bimbaram bimbo pesa puntu bimbaram bimbo. Bella veni io basta festa un passo solo un basugano veni bella e non mi ne schilo si servono e si servono si pare da scraro e si sei sincero non promitar bimbaram bimbo. Uno sono biebo uno canto bon bimbo uno sono uno canto uno corfu bimbaram bimbo. Di la verità che non l'avevi mai fatto un video così, di la verità, dillo, è la prima volta, dai, che non l'hai mai fatto. Molto bene. Compagneros, come andiamo? Tutto bene. Salute Benì. Allora, uno sono B, uno sono Bo, uno sono B e Bo. Il primo giorno che uno tocchi tu. B e Bo. Uno sono 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 B e Bo. B e Bo. B e Bo. E bravi, eh? Promosso. No. Uno sono biebo, uno canto bon bimbo, uno sono uno canto uno corfu bimbaram bimbo. E per Benito i pipì! Urrà! I pipì! Urrà! I pipì! Urrà! 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 E viva Benito! Cazzo! E che cazzo Sei! Ehi, salute! Salute! Grazie Benito.